Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi sperimentiamo un formato speciale, una sorta di magazine per raccontare due storie incredibili. Sembrano non avere assolutamente nulla in comune, eppure condividono lo stesso meraviglioso palcoscenico, l'isola della Sardegna. Da una parte esploreremo un intenso dramma umano contemporaneo, una vera e propria storia di sopravvivenza. Dall'altra faremo un salto nel tempo per sbrogliare un acceso dibattito archeologico che sfiora il mito. Insomma, un viaggio tra il presente e un passato millenario. Cominciamo! Ecco rapidamente la nostra agenda di oggi. 1. Una fuga miracolosa. 2. Disastro in Venezuela. 3. Ricominciare in Sardegna. 4. Il mistero nuragico. 5. Sfatare il mito di Sant'Elia. E infine 6. La vera Cagliari antica. Entriamo subito nel vivo. Capitolo 1. Una fuga miracolosa. Iniziamo subito a conoscere la protagonista della nostra prima storia, Lily Liliana Perez. Parliamo di un'avvocata di 48 anni originaria del Venezuela. Fino a pochissimo tempo fa la sua era una vita tranquillissima, costruita su anni di carriera e tanti sacrifici, ma una serie di eventi, all'apparenza del tutto ordinari, si è trasformata in qualcosa di letteralmente impensabile. Per cogliere la portata di questo evento, proviamo a ripercorrere le tappe del suo viaggio. 3 anni fa, la figlia di Lily si trasferisce in Spagna e lì incontra un ragazzo sardo originario di Scano Montiferro. Ad aprile nasce il loro bambino, il primo nipotino di Lily. Come ogni nonna, Lily non vede l'ora di conoscerlo. Così, a giugno prende un volo e arriva in Sardegna. E qui succede l'incredibile. La notte del 24 giugno riceve una telefonata disperata dalla sorella a Caracas. In Venezuela si è appena scatenato un vero e proprio inferno. «Mi ha salvato la vita». È una frase che fa venire i brividi, non trovate? Guardando il suo nipotino, ancora in fasce, Lily ha realizzato una verità assoluta. Quel viaggio in Sardegna è l'unica singola ragione per cui oggi è ancora qui a raccontare questa storia. Se fosse rimasta a casa sua, il suo destino sarebbe stato tragicamente diverso. Capitolo 2. Disastro in Venezuela. Cerchiamo di capire esattamente da cosa sia sfuggita Lily, spostando la nostra attenzione sul Sud America, dove una forza distruttiva senza precedenti si è abbattuta sullo stato di La Guaira. 39. Fermiamoci un attimo su questo numero. Sono bastati appena 39 secondi. 2 scosse di terremoto violentissime, di magnitudo 7.2 e 7.5, concentrate in poco più di mezzo minuto. In quel brevissimo lasso di tempo, il mondo che Lily conosceva da una vita ha semplicemente smesso di esistere. Il condominio di 7 piani dove viveva Naiguatá è imploso, crollando su se stesso come se fosse fatto di cartapesta. Un'intera vita di sacrifici azzerata in un istante. E se da un lato suo figlio ventenne e l'anziana madre sono riusciti miracolosamente a salvarsi tra le macerie, la dura realtà è che il ragazzo si è ritrovato all'improvviso senza più nulla, costretto a vivere dentro un'automobile. Come se non bastasse la tragedia naturale, parliamo del post-disastro. Tra mancanza d'acqua potabile, continui blackout, è emersa anche la parte più opportunistica dell'essere umano. Immaginate la scena. In mezzo a quel caos totale, l'obitorio arrivava a chiedere $300 solo per poter restituire la salma di un familiare. Una vera e propria speculazione. Per non parlare del fatto che a Lily è persino arrivata la richiesta di pagare le spese condominiali di un palazzo che letteralmente non esiste più. Assurdo. Capitolo 3. Ricominciare in Sardegna. Da questo scenario apocalittico facciamo un respiro profondo e torniamo sulle colline tranquille del Montiferru. Qui troviamo una comunità che ha deciso di fare la differenza. La reazione della gente di Scano Montiferro è stata straordinaria. I parenti acquisiti di Lily, guidati da Maria De Logu e supportati persino dall'arcivescovo Roberto Carboni, si sono rimboccati le maniche. Hanno lanciato una campagna di raccolta fondi online chiamata proprio Una nuova vita per Lily. Un aiuto vitale per una professionista che, in quei maledetti 39 secondi, ha perso tutti i suoi documenti, i risparmi e l'intera carriera. I prossimi passi per lei? Praticamente ricostruire un'esistenza da meno di zero, in un paese di cui non conosce la lingua. Ma c'è una forte speranza. Grazie al nipotino cittadino italiano, Lily ha le basi legali per estendere il suo visto. Il suo piano adesso è stabilizzarsi in Sardegna, rifarsi una vita professionale e mantenere viva la speranza di poter un giorno riabbracciare il figlio rimasto in Venezuela. Questa storia intensa ci porta a riflettere su un concetto affascinante. I luoghi che abitiamo sono i palcoscenici delle nostre vite, ma hanno anche una loro memoria.
e questo ci offre l'assist perfetto per cambiare radicalmente argomento. Cosa si nasconde davvero sotto le fondamenta delle comunità moderne di quest'isola? Capitolo 4. Il mistero nuragico. Spostiamoci a sud, verso Cagliari. Qui ci addentriamo in un acceso dibattito pubblico che ha unito archeologia, mistero e qualche grosso abbaglio mediatico. Qualche mese fa i giornali locali sono letteralmente impazziti. I titoli annunciavano una scoperta sensazionale a Capo Sant'Elia, in un'area militare. Ben 2 nuraghi di 3.000 anni fa, rimasti nascosti per millenni nella fitta vegetazione. L'annuncio parlava con estrema sicurezza di un proto-nuraghe del XV secolo a.C. e di un nuraghe dell'età del bronzo. Roba da riscrivere i libri di storia locale. Capitolo 5. Sfatare il mito di Sant'Elia. Ora, la cosa davvero interessante è la reazione quasi immediata di alcuni esperti. In particolare è intervenuto l'archeologo Alfonso Stiglitz, che non ci è andato per niente leggero nello smontare questa narrazione. Leggiamo bene le sue parole. Stiglitz smonta l'entusiasmo criticando in primis il metodo. Prima di gridare al miracolo archeologico e lanciare annunci del genere, dice, bisogna sporcarsi le mani sul campo, fare indagini scientifiche, raccogliere i dati concreti. Usare la storia così, senza basi, per lui è semplicemente inaccettabile dal punto di vista etico. E andiamo a vedere qual è il contrasto imbarazzante tra questo mito diffuso e la cruda realtà. Quelle imponenti strutture in pietra spacciate per nuraghi millenari in realtà erano delle torrette militari della Seconda Guerra Mondiale. Esattamente, strutture costruite tra gli anni 30 e 40 per proteggere un parco torpedini. Hanno sbagliato la datazione di appena 3.500 anni. Incredibile, vero? A chiudere definitivamente il caso ci pensano le prove storiche, che sono inequivocabili. Delle foto dei primi del Novecento mostrano chiaramente quell'area completamente vuota. In più, il famoso archeologo Antonio Taramelli aveva mappato quella zona palmo a palmo nel 1926. Aveva segnato di tutto, persino minuscoli frammenti neolitici, ma di questi enormi nuraghi nessuna traccia. E, ironia della sorte, non comparivano nemmeno sulle mappe militari antecedenti agli anni 30. Capitolo 6. La vera Cagliari antica. Arrivati a questo punto, potremmo pensare che Cagliari non abbia una storia antica degna di nota. Ma attenzione, aver smentito la scoperta di Sant'Elia non significa affatto che manchi un vero, ricchissimo passato nuragico. Anzi, dobbiamo solo toglierci dalla testa l'idea che l'architettura nuragica fosse identica in tutta l'isola. A Cagliari i primi abitanti non costruivano enormi torri di pietra, si adattavano all'ambiente, realizzando villaggi con capanne in materiali deperibili, parzialmente infossate nel terreno, una tecnica architettonica super intelligente, ereditata direttamente da tradizioni neolitiche molto più antiche. E questo ci fa capire benissimo una cosa: la vera storia è letteralmente sepolta sotto le strade che percorriamo ogni giorno. Veri ritrovamenti nuragici sono emersi nell'area urbana. A Pirri e Sailletta hanno trovato tracce di queste capanne infossate, ma la scoperta più sensazionale è in via Brenta, dove sono emerse addirittura matrici per la lavorazione del bronzo, il segno inconfondibile di una vera e propria industria metallurgica. Il sito di via Brenta ha un'importanza clamorosa. Fungeva da snodo commerciale fondamentale, un vero porto nuragico dove arrivavano merci di lusso dalla penisola iberica al Mediterraneo orientale. E tutto questo accadeva secoli e secoli prima che la città venisse formalmente fondata dai Fenici. Parliamo di un'area con 8.000 anni ininterrotti di storia umana. Il che ci porta a una bellissima riflessione finale. In questa indagine siamo partiti dalla disperazione e dalla rinascita di una donna in fuga dai disastri del presente, per arrivare a scoprire gli antichi porti e le capanne millenarie nascoste sotto l'asfalto delle città moderne. Tutto questo ci spinge a domandarci: sulle rovine di chi stiamo camminando oggi? E quanti strati invisibili di sopravvivenza, sfide e umanità continuano a intrecciarsi in profondità, proprio nei luoghi che chiamiamo casa?